3. La gente che si fa prendere dal panico. Arrivo finalmente in vacanza in Versilia quest'estate. Ah, mi metto all'ombrellone, tempo 30 secondi, dall'ombrellone accanto al mio un urlo. Ah! Una signora. Ah! Cosa ha fatto? Mio figlio! Cosa ha fatto suo figlio? Fa schifo, oltre a questo cosa ha fatto? Ha ingoiato 100 lire! E allora non gli farà male! Ho detto, signora, c'è gente, ha mangiato i miliardi e sta benissimo. Cosa vuole che gli faccia a suo figlio 100 lire? Boh! Ho fatti cambiare ombrellone. E allora 1, 2, 3, pum! Bene! Le città fantasma, quelle che sono sulla cartina ma dove non vi succede mai niente, tant'è che uno arriva a dubitare della loro esistenza. Macerata, Gorizia, Isernia. Non succede mai, sentito dire in 28 anni che c'ho una sera al telegiornale, oggi a Isernia è successo mai. Nulla, ma nemmeno un adulterio, un terremotino, un tamponamento, nulla. Nessuno si è mai nemmeno sbucciato un ginocchio a Isernia, nulla. Mi verrebbe voglia. È vero. Mi verrebbe voglia ad andare a Isernia a ammazzare qualcuno per la soddisfazione di sentire dire al telegiornale oggi a Isernia è successo casino. Mi ci vorrei andare io. E poi dice gente che c'è stata, le leggende vogliono che te arrivi e c'è il cartello benvenuti a Isernia, ti giri e c'è scritto arrivederci, cioè la città non c'è il cartello e basta. Ma non solo città, regioni intere, il Molise per l'appunto. Ma il Molise c'è davvero o dopo l'Abruzzo c'è il baratro? Perché secondo me uno arriva boh, sparisce dopo. No. E poi nel Molise vivono anche delle contraddizioni incredibili. Pensate che il Molise è la regione che ha dato i natali ad Antonio Di Pietro e ad Aldo Biscardi, come dire mani pulite e mani sul viso, perché a Biscardi le avrebbero messo sotto. E allora 1, 2, 3, pum, bene! Carlo Conti! Scherzettino di carnevale! Ho citato Antonio Di Pietro, dopo la grande successo dell'operazione Mani Pulite, Carlo Conti conduce l'operazione Viso Sudicio, eccolo. Se non mi vedrete mai più c'è un motivo. E allora 1, 2, 3, pum, bene. Noi giovani d'oggi, che fino a 40 anni continuiamo a stare in casa dei genitori, che non ci sposiamo più, avete letto il rapporto dell'Istat, ma soprattutto noi giovani d'oggi così soli. E nascono tutte queste scuole per farci socializzare, scuola di cucina, scuola di cucito, scuola di sesso. Io mi ci sono iscritto alla scuola di sesso, una fregatura. Lezione numero 1, procuratevi una donna. Beh, grazie, ci arrivo avanti. Poi ti danno i compiti a casa e te la sera devi andare in cerca di esercitazioni tecnico-pratiche, vai sui viali in cerca di donnine di facili costumi, sul marciapiede ci sono i viados, dall'altra parte le prostitute normali. E sembra un po' la concorrenza che c'è tra i supermercati e i discount, no? Fanno i saldi, fanno le offerte. Io mi sono fermato l'altra sera davanti a una, ci aveva scritto paghi 2 e ne fai 3. Io le ho detto, ma vedi, non è tanto il problema di farne 2, cioè di pagarne 2, quanto quella di farne 3, per chi mi hai preso? Per mandingo! Chiudiamo! 1, 2, 3, bene! Paolo Fraiese, quel giornalista televisivo, un confronto a lui, Enzo Biagi e Allegro. Paolo Fraiese era quello che iniziava i telegiornali e faceva così. Signore e signori, buonasera, forse. Ma come forse? No! Arrivava mia madre col crocifisso e con l'aglio quando lo vedeva. Vai via! Così. Paolo Fraiese ha avuto un... Grazie. Paolo Fraiese ha avuto un'infanzia tragica. Lui era innamorato della maestra, voleva portargli i fiori, ma nel tragitto da casa di Paolo Fraiese alla scuola i fiori gli morivano. Dice, allora glieli compro di plastica. Gli morivano anche quelli. Tutti gli altri bambini andavano al mare, prendevano la conchiglia, la portavano all'orecchio e sentivano il rumore del mare. Paolo Fraiese prendeva la conchiglia, la portava all'orecchio e trovava occupato. Trovava.
sofficino. Il sofficino, tu tagli il sofficino nella pubblicità, il sofficino cosa fa? Plin, 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 tagli il sofficino cosa fa? Ride. Paolo Fraiese taglia il sofficino si incazza, lo guarda e mi fa così. Per chiudere. Il bacio Perugina, scarti la stagnola e dentro c'è la frasettina carina, tipo cos'è il bacio? Un apostrofo rosa tra le parole ti amo, firmato Cyrano de Bergerac. Paolo Fraiese scartò il suo primo bacio Perugina, levò la stagnola e dentro ci trovò scritto vaffanculo, firmato Marco Masì. L'ho preso e l'ho visto qui.